Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Si è verificato un incidente all'alba di oggi intorno alle ore 6 in viale Regione Siciliana. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto ed è stato necessario l'intervento da parte dei vigili del fuoco per mettere l'uomo in salvo. Sul posto è arrivato subito un'ambulanza del 118 per soccorrere i malcapitati. I due feriti, uno in codice rosso e l'altro in codice giallo, sono stati trasportati all'ospedale civico. Due operai dell'azienda forestale sono usciti fuori strada a bordo di una Fiat Panda vecchio modello a Collesano in contrada Pedala in provincia di Palermo. L'auto ha cappottato più volte prima di finire in una scarpata. Uno dei due in codice rosso è stato trasportato in elisoccorso a Palermo dai sanitari del 118, il secondo meno grave all'ospedale di Cefalù. La Commissione europea ha approvato il programma regionale FSR Sicilia 2021-2027. La dotazione finanziaria complessiva è di 5,86 miliardi di euro, di cui 4,10 miliardi provenienti dai fondi Unione Europea e 1,76 miliardi cofinanziati dall'Italia con risorse nazionali e regionali. L'approvazione della Commissione dell'Unione Europea è arrivata in seguito alle ultime modifiche apportate a fine settembre che hanno interessato i settori innovazione, ambiente e rifiuti. Nessuna intenzione di fare cartello con Ryanair e massimo impegno nel venire incontro alle esigenze dei siciliani e dei turisti in partenza e in arrivo nell'isola, tanto che durante il periodo natalizio verrà aumentata la frequenza delle tariffe, bloccando le tariffe più alte. Dunque un'aggiunta di voli e biglietti meno cari è la risposta di Ita Airways alla regione sulla questione caro voli. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.